Buongiorno Notizia. 8:50 ancora in studio per approfondire la cronaca, quella di Tempo Stretto, quotidiano online di Messina. Muore a 49 anni dopo un calvario ospedaliero tra Messina e Palermo, aperta inchiesta. Vincenzo Raguseo, morto al Papardo lo scorso 17 febbraio dopo un calvario di 3 settimane. Adesso la procura, su denuncia dei familiari, vuole capire cosa è successo durante la trafila ospedaliera, che non è servita a salvare il commerciante messinese, e stabilire se ci sono eventuali responsabilità. Il caso è affidato al sostituto procuratore Annalisa Arena, che ha disposto la riesumazione del cadavere e ordinato l'autopsia. Il titolare del noto negozio di intimo in centro città, da tutti conosciuto come Cesare, il 29 gennaio scorso aveva accusato una forte e improvvisa febbre, tanto da doversi presentare al pronto soccorso dell'ospedale di Sperone. Lo stato del suo cuore, particolarmente debole, preoccupava i medici, che hanno deciso di ricoverarlo e 5 giorni dopo di collegarlo ad una macchina per sostenere il muscolo cardiaco. Il responso ai familiari è stato tragico. Cesare aveva bisogno di un trapianto di cuore. Dopo qualche giorno in terapia intensiva, il commerciante è stato trasferito all'Ismet di Palermo per essere dimesso il 16 febbraio. I medici palermitani, poco prima delle dimissioni, avevano detto ai familiari che la spina dei macchinari poteva essere staccata e che poteva tornare al Papardo, dove è stato trasferito in elisoccorso. Qui il suo cuore non ha però retto neppure 24 ore, è spirato il 17 febbraio per delle complicanze cardiorespiratorie.